Ultima corsa, premio Comano. Cavalli di categoria F a 2060 sono in 5, 3 di Edi a 2080, 1 Zimmerman Maurizio Cheli, 2 Ravaneo Spritz Antonino Pecoraro, 3 di Roby Spritz Francesco Pettinari, 4 Victory Knick Antonio Greppi, 5 Teseo Gas Adrian Gioni, a 2080 6 Jolly Roy, Alessandro Gocciadoro, 7 Z-Way Fox, Roberto Vecchione, 8 Ulisse F, Antonio Di Nardo, cavalli agli ordini dello starter. Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale. Vediamo partire svelto Victory Knick, allievo di Antonio Greppi, altro allievo di Robert Grammuller, il quale ha fatto la trasferta oggi a Bologna. Poi vediamo Zimmerman in terza posizione Zimmerman, preceduto da Ravaneo Spritz, intanto 200 in 15,5. Siamo al primo passaggio davanti alle tribune, avanza subito al largo Zio Roby Spritz, che affianca Ravaneo Spritz, poi Zimmerman terza la corda davanti a Jolly Roy, all'esterno vediamo Teseo Gas, passa l'allievo di Francesco Pettinari, che quindi è il nuovo battistrada, Zio Roby Spritz, che arriva ai 600 davanti a Victory Knick 45,7. All'esterno avanza al largo Alessandro, anzi Gocciadore è quinto alla corda. Sempre in vantaggio Zio Roby Spritz con Francesco Pettinari che completa il giro in 1-1-2. Seconda alla corda Victory Knick. Poi vediamo avanzare al largo è Ulisse F con Antonio Di Nardo. Zimmerman si mantiene quarto alla corda. Tanto va via il primo chilometro passato dal figlio di Mascolienchi in 1,17 appena abbondante. Intanto vediamo problemi. Numero 6 Jolly Roy squalificato. Jolly Roy che estromesso. Sempre seconda alla corda Victory Knick, all'esterno è Ulisse F, frazione davanti alle tribune in 15 secco. Ha preso la via del largo Zimmerman affiancando Ravaneo Spritz che rimane terzo. Quindi sempre in vantaggio Zio Roby Spritz, Francesco Pettinari, penultima curva passata in 14,5, poi Victory Knick, seconda alla corda affiancato da Ulisse F, poi Ravaneo Spritz e Zimmerman, ancora tutto da giocare, intanto sempre nel pistino interno Jolly Roy squalificato, 14,8 la retta di là. Si deve difendere Zio Roby Spritz dall'attacco di Ulisse F che si fa più pressante, poi sempre Victory Knick seconda alla corda che accenna a spostare all'esterno. Siamo a 200 metri dalla conclusione, ultima curva passata in 14,8, retta d'arrivo con Ulisse F che attacca deciso Zio Roby Spritz, ma si lancia di dentro anche Victory Knick con Antonio Greppi e viene a fare il doppio per Robert Grammuller, ottima trasferta, secondo per Ulisse F, al terzo Zio Roby Spritz, il doppio anche per il driver toscano. Stavolta prendendo l'open stretch è sprintato veramente notevole. Questo figlio di Cantaball lo vediamo gettarsi di dentro e vincere nettamente. Si gira Antonio Greppi e capisce che è vittoria. Ovviamente inganna un po' la posizione di Jolly Roy che ha proseguito da squalificato all'interno, ma la vittoria è per Victory Knick o Knick, che dir si voglia. La quota al totalizzatore di 3,43 era anche l'ultima corsa dell'ippodromo Arcoveggio. Ricordiamo a tutti l'appuntamento per domenica prossima col Gran Premio Continentale.